Le previsioni più nere sembrano essere state confermate. Massimo Zanon, presidente di Confcommercio del Veneto, dipinge un quadro a tinte fosche. Si parlava di un meno 3%, probabilmente sarà molto di più, si parlava di circa un 20% in alcuni settori e si corre il rischio invece che questo 20 diventa 30%. È stata una tale recessione, Zanon non usa mezze misure. Moltissima gente, anche che poteva permettersi qualche lusso, ha cercato di ridimensionare le abitudini sia alla spesa sia anche al consumo di alcune cose che magari fino a qualche anno fa sarebbero state assolutamente necessarie da acquistare. Insomma, il domani spaventa un po' tutti e prima di mettere mano al portafogli ci si pensa diverse volte, in particolare sui beni futili, e non è detto che questo sia un male. Che poi spendere i propri soldi su cose che ogni 3 giorni ti inventano di nuove, che non sono fondamentali per la vita, non è sicuramente un motivo di grande intelligenza. A proposito del fatto che alla fine il 25 e il 26 ad aprile sono stati pochissimi in tutta Italia, anche fra i grandi centri commerciali, Zanon si dice soddisfatto per un motivo molto concreto. C'è anche la necessità di avere ancora un po' di buon senso, perché se si perde completamente il buon senso si corre assolutamente il rischio di perdere le uniche cose che in qualche modo fanno la differenza tra le persone e i robot. E fra non molto arriveranno i saldi, un'altra mazzata ai consumi del periodo natalizio. Motivo in più perché una persona, anche se ha voglia di fare qualcosa di nuovo nel proprio guardaroba piuttosto che in quello che è l'accessorio, aspetta qualche giorno e poi magari lo acquista al 30-40% in meno. Nonostante tutto questo, Zanon fa un augurio a un settore che è in grande difficoltà. Noi come Confcommercio auguriamo a tutte le nostre imprese e a tutti i cittadini del Veneto che perlomeno non sia ulteriormente il 2013 così difficile come lo è stato il 2012.